la Lengodò e muri comencet. En primer, te voli demandar perché scrives e Lengodò. E Lengodò? Oh, e Lengo nostro, en patès. Un'idea aital, sui pa gaire sabent eu. Sui anat a l'escola entro 12 ans al certificat. Lo mestre Pracò auria volgut que butéssim os estudis. Ero vengut trobar mos parents a l'hostal. Mas così fa? D'arcent ne abbio pas e me lugheron. Allora, come particioi del villaggio, la sacchetto sull'eschino, per ma prima plazo, lo mestre de scuola me benguet tocca la mà e me donet un libro de Fabiè che d'empei lo sabi per cor. Dunque trovi che quel passaggio, che quel capitolo reverte veramente la vita dell'autore, che per io è un auto un po' autobiografico e è un gioco a code voodoo de saber sobertat e so far la bicat. Sobertat perché hi ha dei causos de sabido che se passaron a debut e che sono contados din sus libri, din sus romans, come la Santa Estela del Centenari, e poi dei cose sono dei causos farlabicados, inventados, creados, e alla vez per lui che le cis, cal cerca un po' tutto a co. De che è che è vertat e de che è che è completamente creat. L'escritura de Boudou è una scrittura particolare, sono frasi curtetos. Curtetos e forse precisos, un lingo ricco, che mi fa inveja e che mi fa tutto un inveja da Napoleon e di virare le pagine e di continuare. Joan Boudou nasquet en 1920 e moriguet lo paurot en 1975, abbia pas que 55 anys, come força occitanista, força scriba de sa generació, faguet recent d'escola, di mai d'un vilatge, fuguet a BSOTU, faguet donc lo servici de treball obligatori a Breslau pendent la Segunda Guerra Mondiala, e acabet curiosament sa vida en Algeria de 1968 a 1975 e là in Algeria continuet d'escriure lengo nostro e continuet de guardar de lligants amb Enric Molí perché hi ha una correspondència que existís entre els dos homes, una correspondència de beleu mai de 30 anys, aquí, una amistat final que se retroba aquí de dins de la Santa Estela del Centenari.